Iniziamo quindi le premiazioni, iniziamo la premiazione con il miglior portiere, coppa offerta dall'impresa Edile Mora. Il miglior portiere è Enrico Pradella. Premia Giuseppe Osti, assessore allo sport del comune di Rovigo. Grazie mille. Visto la partita. Complimenti. Grazie mille. Oltre alla coppa anche un premio in natura. I premi del torneo, come la nostra tradizione, si usano all'insegna del ritrovarsi, del vivere e divertirsi e stare insieme, che è quello che è poi lo spirito che anima tutte le nostre manifestazioni. Proseguiamo poi con la premiazione per il capocannoniere, coppa offerta dall'autoscuola Autostop. Il capocannoniere è Travaglini Cristian, Travaglini Davide, scusate. Ritrova il premio al suo compagno di squadra perché Travaglini non ha potuto essere con noi perché la moglie è in dolce attesa e proprio in questi giorni sta per avere un bambino. Premiamo ora la stella del torneo, ossia il giocatore più votato dal pubblico. Preghiamo Leonardo Trevisan di entrare in campo. 130 voti per lui, attaccato il secondo di più di 100 voti. Il giocatore più votato del torneo. La coppa è offerta dal nuovo salumificio Miari di Polesella. Sicuramente il più simpatico, ma non il migliore. Ecco, mi suggerisce sicuramente il più simpatico, il giocatore più simpatico, dice forse non il migliore, comunque il più votato, quello che piace di più. Grazie. Riceve anche lui la coppa e due salami. Se riuscì a convincerli bene, è stato diciamo una cosa di portiamo solo uno. Grazie Romano. Premiamo la squadra quarta classificata, la squadra pilota di riscaldamento civile industriale, che vince la coppa, quindi un prosciutto da 8,5 kg e la coppa. La coppa è offerta dalle accorciature Cherubini Alessandro di Grignano Colegine. Roma! Andiamo avanti con la premiazione, il terzo classificato, la coppa offerta dal Circolo Noi San Benedetto e Panificio Merlo Crosara di Grignano. Terzo classificato la squadra dell'autoscuola Autostop, che riceve la coppa e riceve come premio, sempre a scelta, hanno scelto la pizzata presso la pizzeria Passaparola di Grignano Polesine. Con le premiazioni premiamo la seconda squadra classificata, l'impresa Edile Mora, che questa sera ha perso la finale per 2-1 contro i Vendicatori. La seconda squadra classificata ha scelto come premio la cena presso l'agriturismo ai quarti. Vediamo Zacconella che sta entrando in campo a ricevere il premio. La coppa è offerta dalla posteria Bullino di Grignano Colegine. Premia sempre Giuseppe Osti e Flavio Gioacchini in rappresentanza della Polisportiva Grignano. Hanno scelto come premio la cena presso l'agriturismo Quarti. Mi ricordano che dobbiamo fare l'estrazione del premio della cesta offerta dal salumificio Miari. Un'estrazione, se c'è un bambino che vuole entrare per fare l'estrazione, lo troviamo a sorte
estrarremo sorte tra tutti i votanti questa cesta offerta dal Servizio Viale. Il pubblico acclama Nicola Veronese, ricordiamo il terzo classificato in questo concorso, terzo classificato, mentre il secondo classificato era Simone Pregliato. Estrae a caso senza guardare, vediamo il nome di chi è fortunato. Il fortunato votante è Simone Pregliato, che si era anche autovotato per quanto riguarda che vince la cesta offerta dal Servizio Viale. Voglio un fiato ora, Da notare che Simone oltre a votare aveva votato per se stesso, ecco perché forse il secondo posto. Allora io porto il saluto del sindaco di Rovigo e mio personale anche come assessore dello sport e presidente del club. Vengo da Adria dove questa sera hanno inaugurato, sempre come centro sportivo italiano, un campo di calcio 5 in sintetico, è favoloso, è erba sintetica, è uno dei pochi che ci siano nella nostra regione. Il calcetto sta avendo un successo notevole e da parte nostra c'è la massima attenzione, anche perché significa aggregazione, significa dare la possibilità a tutti quei ragazzi che evidentemente hanno smesso di giocare nelle prime squadre di poter continuare. Se poi in una città come Grignano nasce l'abbinamento tra i ragazzi che hanno del GAP e la società calcistica, significa che possiamo effettivamente contare sullo sviluppo dell'aggregazione dello sport. Da parte mia ho già promesso ai dirigenti che c'era un'attenzione particolare come assessore dello sport. Venite a trovarmi e vedrete che a mani vuote non andate a casa. Complimenti ancora e buonasera. Grazie. Prima di premiare per il primo posto volevo dare un altro ringraziamento a tutta la Polisportiva Grignano che ci ha accolto e aiutato. In particolare volevo ringraziare Carlo, Toni, un attimo che trovo Carlo, Toni, Dino e Vittorio che ci hanno aiutato in cucina. Volevo ringraziare tutti i ragazzi del GAP che hanno dato una mano, la Roby, Mele, Fiore, Daniele, Bigli, Enrico, Martina, Mara, Matteo, Stefano, Roberto, Romano, Miriam e Mirko. Grazie a tutti. Questo 10° anno, un altro ringraziamento particolare al panificio San Marco di Alcapolesine che è stato il primo nostro sponsor, il primo a credere in noi 10 anni fa e poi dopo siamo arrivati adesso a 26 manifestazioni e siamo veramente felici di essere arrivati alla 10ª edizione di questo torneo. Andiamo a premiare i vendicatori, i vincitori di questa 10ª edizione del torneo. I vendicatori che hanno scelto il prosciutto come premio ricevono la coppa come primi classificati. E quindi alzano la coppa, alzano al cielo la coppa i vendicatori. Complimenti, bravi ragazzi. Arrivederci, grazie. Grazie per essere stato con noi tutte queste sere, grazie ancora a tutti